Siamo in diretta, siamo in edizione straordinaria per informarvi anche oggi su quello che sta succedendo in Veneto con l'emergenza coronavirus. Stiamo aspettando la conferenza stampa del Presidente Luca Zaia, siamo collegati come ogni giorno con la sede della Protezione Civile di Marghera, da dove Luca Zaia e la Giunta Veneta forniscono tutte quelle che sono le informazioni più recenti, sia dal punto di vista sanitario, i dati medici, i dati dell'epidemiologia, i dati del coronavirus in Veneto, a partire da quelli che sono i casi positivi, poi gli ospedalizzati, le terapie intensive, tutto quello che c'è da sapere sull'evoluzione di questo virus, di questa epidemia nella nostra regione. Poi arriveranno anche gli assessori, riceveremo le informazioni sui progetti della regione, stiamo tutti aspettando la conferma di quanto ha deciso il governo, di quanto sta decidendo il governo di Roma in queste ore, ovvero quando ci sarà la riapertura, quando inizierà questa fase 2 di ritorno a una nuova normalità. Ricordiamoci, sarà una nuova normalità, non sarà più la vita che conoscevamo prima. Si parla del 27 aprile per alcune tipologie di produzioni, di lavoratori, si parla del 4 maggio poi per molto altro ancora, e si parla invece di un periodo più lungo per la ristorazione, i bar, quelli che sono altre tipologie di servizi. È tutto molto complesso in questo momento perché c'è da far ripartire un paese, c'è da far ripartire una regione che, a dire il vero, lo sappiamo tutti, non si è mai fermata davvero, lo vediamo tutti ogni giorno sulle strade, il numero dei mezzi pesanti, dei camion, delle auto, delle persone che vanno a lavorare è in continua crescita, quindi il lockdown sostanzialmente in Veneto si è esaurito. Ci sono ancora molti lavoratori a casa, ci sono ancora molte aziende che non lavorano, tantissimi stanno facendo lo smart working, ovvero il telelavoro, il lavoro da casa, ma bisogna iniziare a pensare a come rientrare nei ranghi, rientrare nei ritmi del pre-virus. Sono tutte notizie che dovrebbero arrivare fra oggi, domani, al massimo sabato da parte del governo. Sentiremo la regione da parte sua cosa ha deciso, cosa in programma di fare. Vi ricordiamo poi quelli che sono invece i nostri appuntamenti. Approfittiamo del fatto che Zaia non è ancora arrivato. Vi ricordiamo poi che questo pomeriggio a partire dalle 16 ci sarà mezz'ora dedicata ai bambini con la TV dei piccoli, poi un'ora e mezza di mantenimento, ginnastica direttamente dal vostro salotto, ma torniamo dopo. È arrivato Luca Zaia. Grazie, buongiorno a tutti, un saluto anche a coloro che sono collegati da casa. Consuetudine dare il bollettino, poi abbiamo delle comunicazioni, nel senso che l'assessore Lanzarini parlerà delle USCA e del vaccino, sempre riferito al coronavirus. Io ho il bollettino e alcune considerazioni, domande e poi via. Considerate che questo punto stampa noi contiamo di mantenerlo fino all'apertura, dopodiché magari si andrà a convocazione in maniera tale che da maggio, poi quando abbiamo comunicazioni da fare o cose importanti ovviamente da annunciare ai cittadini, faremo la convocazione. Però ad oggi, allora vi do un sunto dei dati di oggi, che sono 286.757 tamponi e sono 9.000 più di ieri, quindi vedete che crescono sempre alla grande, 9.214 più di ieri. Le persone in isolamento calano, sono 9.533 e sono esattamente 381 in meno rispetto a ieri, meno 381. Le persone positive rilevate sono 16.881 più 143. I ricoverati sono 1.329, vedete anche qui un bel calo. Vi ricordate che poi verosimilmente alla volta di domani vi porto i famosi dati della giornata nella quale abbiamo detto ricordatevi questi dati e li andremo a confrontare.
sono 1329, meno 39 ricoverati rispetto a ieri. Terapia intensiva sono 140, meno 23 rispetto a ieri. La discesa è iniziata in maniera importante. E vi do un altro dato, eccolo qua. Questi sono i non Covid, cioè abbiamo più pazienti non coronavirus nelle terapie intensive, 217, rispetto a quelli coronavirus che sono 140. Vi ricordo che 2 settimane fa erano il doppio quelli coronavirus rispetto a quelli non coronavirus. I dimessi sono 2316, anche ieri sono usciti dall'ospedale 84 persone. I morti sono 1008 più 19 rispetto a ieri in ospedale e 1206 in totale. Questi sono i morti in ospedale. Ripeto, perché poi abbiamo sempre qualche premio Nobel che ci spiega come funziona il mondo. Abbiamo questo dato che ci hanno chiesto, secondo le direttive OMS, di rilevare questo dato, i morti in ospedale. Non stiamo occultando morti, ogni volta ci sono nel bollettino quelli generali, però il dato ufficiale che ci chiedono è questo. I nati sono 77. E 2 ringraziamenti e poi vi dico 2 considerazioni. Rispetto alle donazioni siamo a quasi 36.000 donatori. Questa mattina peraltro è venuto a ritirare l'uovo il signor Semsi, che si è aggiudicato l'uovo a 30.000 euro. Adesso provvederemo anche alla donazione a fini caritatevoli, come abbiamo deciso per quell'uovo nella giornata di Pasqua. E il raccolto ad oggi sono 55.340.000 euro. 55.340.000 euro. Ringrazio tutti quelli che hanno versato, che sono ormai tantissimi, non è difficile citarli perché siamo quasi a 36.000 donatori, dai più grandi ai più piccini. Visto e considerato che abbiamo insomma dei bei esempi di solidarietà. Guardate, ve ne cito solo, a parte il fatto che ringrazio la ditta Trend che ci ha dato piastre antimicrobiche per gli ospedali le 2 aziende ospedaliere e poi la Berica, scusate, l'azienda ospedaliera Berica Euganea e l'azienda ospedaliera di Verona. E questa è una grossa fornitura che ci è stata donata dall'azienda Trend. Ma volevo anche ricordarvi, peraltro, altre 2, una tra le valanghe di materiale che arriva dai bimbi, e li ringrazio per le donazioni. C'è un esempio che è particolarissimo, che è questo di una ragazzina di 12 anni che si chiama Enrica Dalla Francesca, e dice: facendo ginnastica artistica mi sono rotta una caviglia il 25 novembre. Mi sono arrivati i soldi dell'assicurazione, 200 euro, li dono tutti al coronavirus, e ci ha mandato il versamento. Questa è una bimba di 12 anni che ha rinunciato al suo indennizzo per il danno. E un'altra cosa che voglio dirvi è una bella storia, no? Cerchiamo di vedere anche gli aspetti positivi. Mi è arrivata a casa una lettera, peraltro anonima, no? Ma non sono solo negative lettere anonime. E scrive: abitanti di Mura. Mura è una frazione di Cison di Valmarino. E scrive: guardi, io le volevo segnalare una cosa straordinaria che è accaduta da noi. Nel pieno della crisi del coronavirus, mi scrive, immagino questa signora, penso sia una signora da come scrive, sì, dovrebbe essere una signora, mi dice: una mattina ci siamo svegliati e in tutte le cassette della posta di questo paesetto, a iniziare dagli anziani, abbiamo trovato questa mascherina, che è fatta ovviamente in cotone, anche con una decorazione, e mi dice: io penso che sia giusto ricordare che una persona che lavora già col mondo della disabilità e quant'altro, e mi dice il nome, quindi io lo dico, Mirka Biz, nottetempo, senza dire niente a nessuno, ha regalato a tutti una mascherina, facendole di notte, tutte le notti, costruendo mascherine per gli abitanti di Mura. E penso che questo sia assolutamente una bella storia. E me ne ha mandata una e funzionano, perché fra l'altro sono anche comodissime.
dopo farete un tutorial anche su questa, fatta in cotone, e peraltro ha raccontato anche un episodio che questa signora, penso di aver capito, avesse un problema a un piede, quindi ha dovuto anche lavorare poi col piede, diciamo non quello che utilizza di solito per azionare la macchina per cucire, e quindi ha superato anche le difficoltà. È una bella storia, guarda, la lettera è molto bella, evito di leggerla tutta, però è bella, profonda e soprattutto valorizza un bel gesto, quindi ci tenevo a ricordarlo. Peraltro faccio un'ultima comunicazione di servizio. Gianluca Caron è l'inventore della mascherina che si appiccica al viso, quindi senza, per i parrucchieri, per capirci, no? Per i parrucchieri, per i barbieri, eccetera. E siccome io ho citato questo esempio di mascherina, giustamente ho detto, se potete ricordare che l'ho inventata io, che non vorrei che qualcuno pensasse che fosse farina nel sacco di qualcun altro. Basta, Gianluca Caron, questo signore che è ovviamente del mondo degli acconciatori, che ha inventato questa mascherina adesiva, quindi evita problemi durante le sedute dal parrucchiere, dal barbiere, quello che è. Stiamo tendendo, oggi noi alle 3 abbiamo, ieri sera c'è stata una cabina di regia con il governo. Questa mattina ho sentito il presidente Bonaccini, che è il nostro rappresentante. Alle 3 avremo un incontro oggi con tutti i governatori, quindi faremo un punto della situazione. Ormai si va verso, come si può dire, piano piano si va verso questo provvedimento che tutti stiamo attendendo, per capire quale sarà l'indicazione definitiva del governo. Allora, se qualcuno mi dovesse chiedere, io penso che i dati del Veneto ci dimostrino due cose: che siamo in grado di affrontare un'apertura da un punto di vista clinico, sanitario, per l'organizzazione che ci siamo andati. Anzi, tre cose. La prima, la civiltà e il senso, come si può dire, del rispetto delle regole che i nostri cittadini hanno dimostrato. La seconda, il territorio e la struttura sanitaria che è in grado di rispondere. La terza, direi, una storia sanitaria. Se voi pensate che dall'apertura, diciamo, ultima, che è stata quella più importante, di aziende che sono aperte con le deroghe e quant'altro, ormai abbiamo una storia di almeno 15 giorni di storia sanitaria del virus, con l'apertura, quindi senza lockdown, senza chiusura totale. E in questi 15 giorni noi abbiamo tutte le curve che vanno in giù. Quindi vuol dire che ad oggi, dopo 15 giorni, non raccogliamo i nuovi infettati rispetto a 15 giorni fa. Questo non vuol dire che il virus non ci sia, questo non vuol dire che si debba abbassare la guardia, che la si debba prendere sotto gamba tutta questa vicenda, ma diciamo che con gli accorgimenti, e non mi stancherò mai di dirlo, della mascherina ad esempio, ci si mette tranquillamente in sicurezza. Punto, mi fermo qui. Ah sì, ecco, grazie per avermelo ricordato, non me l'ero segnato. Questo è uno dei temi. Qualcuno si scandalizza ancora per il fatto che noi continuiamo a dire che il lockdown non esiste più. Venite in Veneto a vedere, insomma, ma penso che se si va anche in qualche altra regione la situazione è la medesima, che so, in altre regioni. Non cito regioni che ogni volta anche qui ho tutti i tifosi di una o dell'altra regione che poi fanno polemiche. Dico che è evidente, abbiamo avuto prima le aperture con i codici Ateco, il primo DPCM, che poi ha dato la stura ad aperture con le deroghe e i silenzi assensi della prefettura. Oggi possiamo dire tranquillamente che il Veneto è aperto almeno con il 40% delle sue imprese, lo si vede dal traffico e dai parcheggi, insomma da tutto quello che è il corredo e il contesto nel quale viviamo. Vi devo dire che noi abbiamo portato, io personalmente, peraltro l'assessore Lanzarin oggi alle 16, alle 15 anche lei incontra il mondo delle scuole dell'infanzia, il mondo degli asili, per riuscire a trovare una soluzione rispetto a quello che è il vero problema, l'emergenza, nel senso che genitori che vanno al lavoro con le aperture e impossibilità di accudire ai figli. C'è da dire una cosa che è fondamentale, e questo io l'ho detto in maniera formale. Qualche giorno fa ho mandato anche una lettera al Presidente Conte, che magari poi vi faccio tramite l'ufficio stampa, ve la facciamo avere, nella quale sostengo che il tema
delle aperture non può essere disgiunto dal tema della tutela dei minori e quindi del loro accudimento e quindi della loro sorveglianza. Noi da un lato ci stiamo attrezzando pensando che si possa mettere in piedi un sistema virtuoso, ma qui sto parlando delle scuole paritarie per esempio, in maniera tale che le scuole paritarie magari non abbiano più come fine, diciamo, quello educativo, adesso non vorrei usare termini impropri che poi sempre qualcuno ha qualcosa da dire, ma che sia anche, diciamo, più ricreativo, cioè abbiamo il tema dei centri estivi, si potranno fare i centri estivi? Ancora non l'abbiamo capito, però se avessimo i centri estivi, se avessimo le scuole paritarie, e ci sembra di cogliere una disponibilità e li ringrazio per tenerle aperte anche durante l'estate e quant'altro, cioè insomma parte questo ammortizzatore sociale, no? Questa tutela che mettiamo in piedi a favore delle famiglie. Dall'altro c'è il tema della scuola. C'è il tema della scuola, è un tema importante. Il problema di portare grandi masse come prima nelle aule è un problema dal punto di vista sanitario, però è pur vero che questa competenza dello Stato può permettere al governo, ed è esattamente quello che ho scritto al Presidente del Consiglio, può permettere al governo ad esempio di pensare magari a qualche altra formulazione o qualche altra modalità di utilizzo degli edifici scolastici, sempre per gli stessi ovviamente interlocutori, in particolar modo parlo dei minorenni, che potrebbero avere comunque anche qui una valvola di sfogo e dare un aiuto, per dare un aiuto alle famiglie. E ho scritto questa lettera forse 2 o 3 giorni fa, adesso non ricordo la data, mi ero dimenticato di dirvelo, giustamente l'assessore me l'ha ricordato. Domande? Io oggi userei il primo giro ai colleghi, rompendo la tradizione, perché ho le agenzie di stampa che sono oggi numerose. Cominciamo con l'ANSA. Si dice che le elezioni regionali siano state spostate all'autunno per motivi di salute pubblica opposti dal Ministero e dal Ministro della Sanità. Lei cosa ne pensa? Se è così? Ma guardi, all'ANSA dico questo, dico che noi alla luce anche delle dichiarazioni fatte dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e del fatto che ci sarà quasi certamente un ritorno del contagio, speriamo in maniera lieve, speriamo in maniera assolutamente contenuta e controllabile, alla volta dell'autunno, diciamo che andare a fare elezioni in autunno, o meglio programmare elezioni nella fase autunnale, significa non farle, o il grande rischio di non farle più. Siamo davanti per la prima volta a una proroga di 6 mesi, perché di fatto sono 6 mesi, perché le regioni e le amministrazioni comunali scadono il 30 maggio, cioè fine maggio, il 31 maggio scusate, e quindi sono giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, sono 6 mesi di proroga, 5-6 mesi di proroga garantita. Se a quel punto non vai più a votare perché c'è il tema sanitario, cioè la proroga diventerà di 1 anno. È la prima volta nella storia. La stessa Corea, che ha avuto coronavirus in maniera violenta, ha votato il 15 aprile. Me lo chiedete, io non ho mai parlato di questi temi, visto che mi viene chiesto. Noi come governatori abbiamo espresso un parere positivo sulla finestra di luglio, che ci sembra quella più asettica e sicura. Abbiamo dei 2 scienziati che ci dicono che col caldo comunque c'è un'attenuazione che è evidente, tanto per cominciare. Poi io mi chiedo, se esiste un parere del Ministero della Sanità, siccome si dice che il Ministero della Sanità ha portato in Consiglio dei Ministri un parere negativo a farle a luglio, mi chiedo se questo parere è compatibile con le aperture che il governo vuole fare. Cioè, voi lo sapete meglio di me che se c'è un'attività che rispetta il droplet è il seggio elettorale, perché tu non puoi andare a sbirciare, o creare ammassamenti, non lo puoi fare per un fatto di ordine pubblico e per un fatto di riservatezza. Tutti noi entriamo scaglionati nel seggio elettorale, da sempre a prescindere dal coronavirus. Peraltro noi avevamo chiesto anche e chiediamo la convocazione anche del lunedì, che ci sia modo di votare anche il lunedì e quindi con una diluizione. Pensiamo che a metà luglio, come era previsto e come vogliamo che si preveda, perché non è chiusa qui per noi la partita, sia difficile spiegare ai cittadini che non si va a votare dopo aver aperto il 4 maggio.
Quindi mi chiedo che parere è questo della sanità, che dice che il seggio elettorale non va bene e l'azienda con 1000 dipendenti dentro si può aprire. Allora, siccome l'azienda con 1000 dipendenti non è un pericolo, si può mettere in sicurezza ed è giusto che apra, mi chiedo per quale motivo ci si ostina a voler evitare che si facciano le elezioni. Guardate che io parlo contro i miei interessi, ma penso che sia più corretto davanti ai cittadini avere la possibilità di dire che sto pagando lo stipendio a una persona eletta e non a una persona prorogata. Punto, la vedo così. Noi governatori comunque continuiamo a lavorare, visto che c'è una fase di approvazione parlamentare del decreto, e ci appelliamo anche al Presidente Mattarella. Capiamo che in questa fase non ha come si può dire, competenza nella fase parlamentare, ma di certo è garante della Costituzione e penso che non andare a votare non sia una grande garanzia. Il piano segreto del governo, sempre ANSA, lei ne era stato informato? No. Cioè, guardate, io l'ho letto anch'io sui giornali e c'è da tirare gli occhi, anzi ho tirato gli occhi quando ho letto che c'era un piano segreto da terminate del genere. Guardi, io penso, e non ho mai fatto polemica, però penso che se è vero, tanto si chiarisca se è vero o no e il Ministro lo chiarisca velocemente. Se è vero, è altrettanto vero che è gravissimo che quantomeno, come si può dire, la plancia di comando, chi ha la responsabilità della sanità, è gravissimo che non sia stato informato. Guardate, io non ho mai parlato, qualcuno potrebbe dire ma anche tu dicevi che c'era un modello matematico. Sì, io l'ho detto spesso, guardate, non vi dico il numero, ma noi il progetto e tutto il modello matematico lo abbiamo depositato gli atti in unità di crisi, cioè non esiste che c'è qualcuno che può dire che abbiamo occultato carte. Noi abbiamo depositato tutto in unità di crisi, era un modello matematico, lo possiamo dire, che prevedeva alla volta, adesso passatemela l'imprecisione, alla volta di marzo, penso verosimilmente verso il 20, una roba del genere, 600 terapie intensive, un po' più avanti, erano 600, e poi il massimo quanto si arriva a terapie intensive, lo ricordi? No, all'inizio si arrivava a 800. 800 terapie intensive col primo modello, Covid. Voi capite che sarebbe stato un crash, cioè noi non ce l'abbiamo 800 terapie intensive, non ce l'avevamo 800 terapie intensive più le terapie intensive normali. Questo era il nostro modello, ma una proiezione fatta dal 22, 23, 24 di febbraio, cioè dai primi giorni. Ovviamente non teneva conto delle restrizioni, del fatto che i veneti si sarebbero comportati correttamente rispetto alle regole date, e quindi il lavoro di tutti, vi ricordate, io dicevo sempre, la vera cura siamo noi contro il coronavirus, e l'abbiamo dimostrato. Se arrivavamo a 800 Covid in terapia intensiva, coronavirus, significava che purtroppo si doveva mettere qualcuno nelle condizioni di decidere che paziente attaccare alle macchine e chi no. E io vi ho sempre detto, noi lotteremo perché questo non accada mai. Adesso ci siamo strutturati, siamo in grado anche di subire una botta da 800 terapie intensive, ma non ci si mette un giorno ad allestire 800 terapie intensive. Vi do solo un dato, perché qualcuno può dire ma le dovevi avere. L'azienda ospedaliera di Padova, tutte, Camici, quelli, ne utilizzava 950 al mese. Oggi l'azienda ospedaliera di Padova ne utilizza 4.500 al giorno. Capite? La programmazione è stata tutta sballata. Adesso noi abbiamo 6 mesi di magazzino con i DPI, con i dispositivi, con mascherine. Abbiamo comprato 24 milioni e mezzo di mascherine. Abbiamo allestito terapie intensive, abbiamo un magazzino con ventilatori per fare altre terapie intensive. Ovvio che dopo, oltre un certo limite, non riesce più ad andarsi perché mancheranno i medici, mancheranno le assistenze, ma insomma, se tu arrivi a migliaia di persone in terapia intensiva vuol dire che il Veneto o è a letto o è in ospedale, cioè sono numeri paurosi. Per cui dico che è fondamentale che il Ministro chiarisca sta roba. Da amministratore, noi da amministratori ci poniamo un problema, cioè se è vero e se hanno occultato magari, come si può dire, la condizione peggiore che poteva capitare, no? Lo scenario peggiore, è giusto che noi lo sapessimo, perché tu se lo sai magari ti viene anche il genio di fare qualche programmazione magari avventurosa, capito? Cioè uno dice faccio l'ospedale da campo e vado a prendere tutte le case ATER vuote, svuoto delle palazzine e ci faccio
confisco tutti gli alberghi, faccio degli ospedali in alberghi, degenze, capite? Ma è grave se è così, è gravissimo se è così. Se ci fosse stato un piano, se c'è un piano come è stato annunciato, a questo punto non ho motivo di pensare che non ci sia, che traccia lo scenario peggiore e non c'è stato detto, è grave. E Asca News dal MAS. Iniziano le proteste contro le misure governative. I commercianti di Vittorio Veneto in piazza il 4. Cresca anche in Veneto la tensione sociale se il governo non apre di più? Ma c'è già, nel senso che, fatto salvo le indicazioni del Comitato Scientifico Nazionale, dobbiamo prendere atto che Veneto ormai è mezzo aperto o quasi mezzo aperto. Prendiamone atto di questo. È difficile spiegare a noi cittadini che alcune misure ancora non si adottino per chissà per quale visione di tutela. Ovvio che il contagio è sempre dietro l'angolo, cioè io non sto sminuendo, però dico che in questa fase dobbiamo preventivare la convivenza per un po' di mesi e questa convivenza è inutile che rimandiamo la scelta, la dobbiamo fare questa scelta. Mi arrogo il diritto, il collega Zuin del Corriere del Veneto mi perdonerà di togliere la prima parte della domanda a cui il Presidente ha già risposto, lascio la seconda. Lei sarebbe d'accordo col dottor Colao di far riaprire già il 27 aprile le aziende in regola col protocollo di sicurezza? Ma guardate, mi permette di fare una battuta, il dottor Colao che è d'accordo con noi, cioè, insomma, l'abbiamo detto più volte, ma è semplicemente una battuta, l'abbiamo detto più volte che noi siamo pronti. Il tema è che noi non abbiamo la potestà giuridica per provvedere a delle ordinanze. Se potessi fare delle ordinanze, provvederei in tal senso, ma sarebbero già aperte. Ovviamente con tutte le sicurezze del caso, questo è poco ma sicuro. Tant'è vero che noi abbiamo già depositato il nostro piano, lo abbiamo fatto osservare dalle parti sociali del mondo imprenditoriale e noi siamo pronti, fermo restando che stiamo attendendo la decisione. Poi arrivo colleghi, finisco le ultime domande. Cristina Giacomuzzo, prima domanda, ma questo parlerà dopo l'assessore, comunque la pongo sul tavolo lo stesso. Pensa di rendere obbligatorio il vaccino per l'influenza? La seconda domanda è... No, obbligatorietà no, però abbiamo fatto, dopo lo spiegherà l'assessore, una campagna massiccia, sì, come al solito. Secondo, renderà obbligatorio, ammesso che si trovi quello per il Covid? Guardate, non c'è neanche il vaccino, ma va bene che bisogna comprarsi l'ombrello quando c'è il sole, si paga di meno e poi ti servirà perché verrà sicuramente la pioggia, ma oggettivamente no. Cerchiamo anche di capire che vaccino è, dopodiché c'è anche una scelta individuale, personale, adesso non mi spingerei così avanti. E ultima domanda, la videoconferenza di ieri con governo, cabina di regia e regioni, ci sono novità importanti? No, al momento no, è stato interlocutori, hanno raccolto un po' di istanze, oggi noi elaboriamo probabilmente anche un documento, una proposta per le aperture, dopodiché si vedrà cosa proporranno. La collega Prigioni dell'ultima, perché la collega invece Pederiva ha domande per l'assessore Lanzarin. Cosa ne pensa dell'eventuale blocco degli spostamenti fra regioni che emerge sulla stampa come indiscrezione? Guardate, ad oggi noi non abbiamo contezza di quello che è scritto, nel senso che non ne sappiamo nulla. No? Colleghi in sala? Fermo restando che il blocco di spostamento tra regioni pone dei limiti non indifferenti per tutto quello che sono le attività imprenditoriali. Cosa facciamo? Il blocco con la deroga per chi deve lavorare, cioè non è più un blocco. Facciamo il lockdown con la deroga di chi deve aprire, non è più un lockdown. Ormai ci siamo abituati a ste robe. Sarà un blocco con la deroga. In sala qualche collega che... scusa, Buongiorno Presidente, Campanale Telenuovo. Abbiamo visto i numeri, Presidente, in totale 1206 morti. Abbiamo parlato anche di una vostra proiezione all'inizio di questa emergenza. Vi siete fatti un'idea di quante vite sono state salvate con l'intervento proprio che ha fatto la Regione Veneto durante questi mesi di emergenza? Ma guardate, questo è un dato impossibile oggi da calcolare. Considerate solo che abbiamo curato la salute direttamente negli ospedali per almeno 3.600 veneti, che mi permetto di dire, a prescindere dalle loro condizioni fisiche, se si sono recati in ospedale e si sono dovuti sottoporre a delle cure ospedaliere, vuol dire che non stavano molto bene e quindi sono entrati nelle terapie semi-intensive e intensive nelle malattie infettive, 3 settori strategici dove o lavori bene o
o il paziente perde la vita. E la collega Ivana Gornick, IGR Rai. Nel senso che i nostri lavorano bene, ma dico che in quei settori si combatte tra la vita e la morte molto spesso. Non vorrei che poi venisse mal interpretato. E sono due domande, se non sbaglio ci sono 143 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, che sono penso pochi. Sono tamponi che arrivano, sì, va bene. Sì, nonostante però ci sia questo macchinario da 10.000, quasi 10.000 tamponi a Padova, dunque evidentemente i tamponi vengono fatti. Sì. Questa cosa in qualche modo pregiudicherà i prossimi 2 weekend di primavera, il 25 aprile, 1 maggio, succederà qualcosa? Ma guardate, dipende dal governo, anche qui qualcuno, non molti, qualcuno ancora non ha capito. Cioè non siamo noi a chiudere voglio ricordare che il governo ha fatto un DPCM l'ultimo, che prevede le restrizioni che noi abbiamo. L'unica restrizione in più che ci ha messo il Veneto sono non aprire una settimana ma 2 giorni a settimana per le cartolerie, le librerie e i negozi per abbigliamento e per bimbi. Basta. E scusate, i supermercati la domenica, null'altro. Cioè tutto il tema esco di casa, quanto distante va, cioè dipende tutto da quello che ci sarà scritto nel DPCM. Se poi il governo decide prima del 25 aprile, ho visto che ha già dato deroga per la festa del 25 aprile per le celebrazioni, no? Del 25. Ho letto che c'è già una deroga e quindi si dà la possibilità di piccoli assembramenti per la commemorazione giustamente di questa che è stata la storia di una tragedia. Che non va dimenticata. Dico che può essere anche un segnale da leggere ancora più in positivo di quello che lo è già e quindi pensare che magari ci sia anche la volontà di allentare già per il 25 aprile. Un'altra domanda, sempre per le cose che diceva prima della scuola, cioè qual è la sua idea? Che in qualche modo le scuole potrebbero aprire per cercare di aiutare le famiglie, però... Sì, la mia idea, io l'ho scritta, è questa, la nostra idea è questa. Scuole, asili, tutto, cioè cercare di fare come si vuole una chiamata di popolo per aiutare le famiglie. Poi ci vuole anche un intervento perché noi possiamo anche incentivare il congedo parentale, ma va finanziato, perché è vero che uno può andare in congedo parentale, ma se non va in congedo parentale non prende soldi, non prende uno stipendio, finisce che è un congedo parentale che diventa un grosso problema. Guardate, qui ci vuole, ho visto che il governo sta pensando a delle cifre anche importanti rispetto alla sanità. Io sarei proprio dell'opinione di dire che è fondamentale che ci sia un investimento importante a favore della famiglia e questa è l'occasione per ripartire con questo ragionamento in questo Paese. Però posso chiedere una cosa, non sarebbe un po' un controsenso dire apriamo le scuole finché i bambini trovino un posto dove andare mentre i genitori lavorano, quando invece le scuole di fatto sono state, Sì, cioè sì. Ormai l'anno scolastico è stato chiuso. Sì, è un controsenso in effetti, ma non lo è da un punto di vista sanitario, perché se la scuola non viene più intesa come banchi e ambienti confinati, ma viene vista come una struttura più aperta, dove anche gli spazi esterni vengono vissuti dai ragazzi con delle attività, si capisce che il tempo ovviamente ci aiuta per adesso, potrebbe essere, oppure si potrebbero anche scaglionare rispetto a chi, non so, ragionare per fasce di ISEE, di chi non ha la possibilità di tenersi il minore a casa, insomma ci possono fare tanti ragionamenti. Io non mi addentro oltre perché poi c'è sempre chi dice ma stiamo parlando di un settore sacro, assolutamente sì, la sacralità della scuola, però penso che ci siano delle famiglie, che magari sono poche, che riescono a gestirsi i minori col babysitter, con la colf, con tutto quello che c'è. Con la tata e quello che è, ma poi ci siano anche la stragrande maggioranza delle famiglie che non hanno modo di gestirli, magari non hanno i nonni, qualcuno dice che i nonni poi rischiano di essere infettati dei bimbi, c'è tutta una dinamica in questa fase che ci porta a dire che se abbiamo delle strutture aperte che possono fare da polmone, da valvola di sfogo, anche questo aiuterebbe, però partirà dal presupposto del finanziamento. Presidente, posso? Prego. Emiliano, E TV7. poi Albino Salmaso si può preparare. Volevo solo un chiarimento, appunto, quindi ho capito bene, le strutture scolastiche aperte in concomitanza con magari le parrocchie, insomma i centri estivi, o solo loro? No, qual è la proposta? no. Tutte aperte, quindi? Guardate, tutto quello che si può aprire per aiutare le famiglie, anche d'estate, bisogna aprirlo, dopodiché capisco che ci possono essere dei limiti di sicurezza, di sorveglianza e quant'altro, ma
ne abbiamo risolto dei problemi molto più grossi in questi 2 mesi e quindi penso che siano affrontabili queste idee. Ma noi effettivamente non ho capito, mi perdoni, abbiamo la certezza assoluta che i bimbi quindi siano immuni insomma dal contagio? Di assoluto non c'è nulla. Perché ricordo bene, ad esempio, uno dei primi focolai a Limena fu proprio una bimba in un istituto, insomma in una scuola, quindi ho un po' sempre questo dubbio. Guardate, ci sono molti interrogativi ai quali dobbiamo rispondere. Le donne si infettano di meno dei maschi, primo tema. Lì c'è uno studio peraltro del professor Pagano che è correlato a un farmaco che lavora sull'enzima, che è lo stesso enzima che fa da vettore per il coronavirus, e il farmaco è quello contro il tumore alla prostata. Quindi l'inibizione di questo enzima in teoria dovrebbe bloccare il coronavirus e il tumore alla prostata. Se è così, per la proprietà transitiva non serve avere il tumore alla prostata per utilizzare il farmaco. E l'utilizzo, ma vabbè, stanno facendo, quindi il tema è donne, uomini, bimbi. Poi c'è un grande tema che è quello, diciamolo fino in fondo, perché si leggono un sacco di cose che è giusto chiarire. Il test sierologico, cioè il prelievo del sangue, ricerca gli anticorpi neutralizzanti, ma noi dobbiamo ancora capire quanto la risposta anticorpale resisterà e dopo quanto tempo uno, se casomai accadrà, potrà anche reinfettarsi. Quindi dobbiamo capire anche quanto durerà questa dura una vita o dura un mese. Lo dico per tutti quelli che semplificano, dicono facciamo il prelievo del sangue e tutto a posto. Purtroppo non è così, io ho l'obbligo di dire queste robe. Lo dico anche alle tante imprese che mi dicono ma ho un laboratorio privato che mi propone il test sierologico. Bene, è una scelta, fallo. Però oggi il mondo della scienza sta cercando di capire, ad esempio, ve l'ho detto il professor Crisanti, quanto dureranno questi anticorpi e se dureranno. E poi ci sono altri temi, i bimbi sembra che non si infettino, perché a Vo, l'esperienza di Vo ci dice che l'infezione in nucleo familiare con infetti non c'è stata nei bimbi. Guardate, è molto strano questo virus, molto strano. Veloce a venire, avete visto veloce andare via e speriamo che non sia veloce a tornare. Albino Salmaggio, il partito di Padova. Grazie Presidente. Mi pare Ciao, che il tema del giorno sia appunto quello dell'eventuale apertura delle scuole come centri sociali, cioè qui vorrei capire, e prima parlavo di paritarie che in Veneto sono estremamente diffuse, però coprono la fascia 0,6. ecco, dell'infanzia appunto. Si può allargare perché parlando sempre di immunità pare che i bambini fino a 10 anni abbiano appunto una soglia di resistenza al virus molto più alta rispetto a quella degli adulti. Lei aspetta che il Presidente Conte prenda in esame la lettera che ha scritto con delle proposte operative o comunque farà da solo? No, allora, da solo non possiamo fare, possiamo ragionare, lo sta facendo l'assessore Lanzarico, le scuole sui 0,6, quindi in particolar modo le scuole paritarie, perché le ho citate? Perché accudiscono, o meglio seguono, ospitano 90.000 bimbi in Veneto. Ma il Veneto è un caso unico in questo senso. Dall'altro sulla scuola pubblica e la scuola dell'obbligo noi non abbiamo la competenza, cioè è il governo che deve intervenire. Io lo porto come contributo di idee, no? Se è vero che gli asili stanno ragionando ad essere, come si può dire, una valvola di sfogo per le famiglie anche durante l'estate, ci dicono vorrebbero affrontare mettere a contributo questa disponibilità. Dall'altro penso che sugli edifici scolastici ce li abbiamo, si potrebbe fare anche un altro ragionamento, fermo restando che le famiglie vanno sostenute anche economicamente in tutta questa partita. Questo è poco, cioè, alcune vivono un'autentica tragedia e questo è poco ma sicuro. Ecco, poi se posso, un'altra domanda è legata appunto alle mascherine. Lei pensa di fare una distribuzione ancora gratuita di mascherine, visto che sono obbligatorie? Il governo, mi pare che un sottosegretario Variati abbia detto che vanno regalate a tutti i cittadini, però mi pare che le forniture per il momento non lo consentano. Riuscite a fare... Noi abbiamo fatto distribuzione di 10 milioni di mascherine e sono diventate più famose non per il fatto sociale e non per il rispetto da parte di chi le ha donate e di chi le ha distribuite, penso a tutti i volontari, la protezione civile, gli alpini, tutti quelli che hanno lavorato. E se ci sarà la possibilità, certo che continueremo a distribuire. Vedo, ieri ho fatto anche delle indagini e comunque le mascherine adesso stanno arrivando e se arrivano sempre di più, insomma, si troveranno sempre più a prezzi accessibili, le troveremo dappertutto e
si dovrebbe andare a regime. E l'ultima cosa, quella elettorale, i colleghi dell'ANSA... Giustamente Botasini dice, noi continuiamo a distribuire. Certo, sì, grazie. No, i colleghi dell'ANSA hanno fatto delle domande a cui lei ha dato risposte molto precise. Le volevo chiedere una cosa. Nel decreto però pubblicato l'altro giorno dal Consiglio dei Ministri si consente alle regioni di eventualmente votare in via autonoma già dal 7 luglio. Ecco, lei e gli atti dal 7 luglio. No. Sì. No, ho sbagliato, dal 7 settembre. Ecco, 7 settembre, si scusi. Ecco, lei ha preso in considerazione questa ipotesi oppure a questo punto si rimette a questa ipotesi di election day? Guardate, io la vedo così, la vedo in maniera molto civile, nel senso che il governo nel decreto che ci ha fatto osservare prevedeva una finestra dedicata alle regioni e una finestra dedicata alle autonomie locali, quindi ai comuni. Le due finestre non si sovrapponevano mai, per cui era inevitabile che bisognasse fare una elezione regionale e poi dopo mesi una ovvero l'estiva, definiamola così, per le regioni e l'autunnale per i comuni. Oggi il governo è vero che dice che si può dal 7 di settembre, ma già il 7 ha degli impedimenti, non sto qui a spiegarvi perché ci sono feste varie che vanno rispettate giustamente. Quindi alla fine finisce che c'è il rischio che regionali e comunali si possano in teoria tenere a distanza di 20 giorni, un mese. A me sembra una cretinata, a quel punto è un election day, cioè, non ci vedo altre soluzioni. Noi continuiamo a dire che però questa scelta che fa il governo non dà garanzia che si vada a votare ed è inconcepibile. Il professor Bertolizzi, se lo volete sentire, ci ha anche espresso informalmente un parere perché oggettivamente neanche in tempo di guerra siamo arrivati a questi livelli. Però sentite il professor Bertolizzi, guardate, in via assolutamente informale ci ha dato una sua impressione e l'impressione è quella dell'incostituzionalità di tutto quello che si sta facendo. Rete Veneta Antena 3, poi torno ai giornali che stanno arrivando. Sì, Filippo Fois, buongiorno. Presidente, volevo chiederle che cosa pensa della richiesta che è stata avanzata dal Comitato regionale della FIP, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, che ha chiesto se sulla falsariga di un'ordinanza analoga che è uscita in Toscana i bar possono aprire per asporto. No, guardate, allora noi abbiamo, fra l'altro dovremmo già averla scritta questa ordinanza perché io avevo già visto una bozza ieri sera, ma si tratta di take away, quindi asporto su prenotazione. Non ci vedo limiti, è da giorni che stiamo facendo un approfondimento giuridico perché comunque era nell'aria che forse c'era un varco giuridico, tanto è vero che ne abbiamo parlato anche con i colleghi. Stiamo parlando di asporto su prenotazione, vuol dire che tu non vai davanti al banco della gelateria e dici dammi un cono. In teoria se c'è un controllo tu dovresti dire dammi la vaschetta che ti ho prenotato al telefono o via online. Lo dico per essere chiari perché poi io capisco che si vive anche a volte di suggestioni. Questo è quello che c'è scritto nell'ordinanza, da quello che so io. Proseguo con le domande. Il direttore Basso di TVA Vicenza chiede una domanda sola. Lei pensa che per la fase post-Covid, la fase 2, sia necessario un governo tecnico condiviso da tutte le forze politiche? No, guardate, io penso che un governo quando non ce la fa più si va a votare. Cioè, in questo paese sta passando troppo l'idea che le elezioni siano un di cui. Le elezioni sono il fatto centrale, cioè ridiamo in mano ai cittadini la possibilità di scegliere i propri amministratori, i propri rappresentanti. Io personalmente non condivido l'idea di un governo tecnico. Nicolussi Moro, 3 domande. E adesso che stanno uscendo molti pazienti dall'ospedale, è partito il progetto convalescenza in albergo? È partita, noi abbiamo gli ospedali di comunità che stiamo utilizzando, abbiamo firmato stretto un accordo nel qualora ci servisse anche l'utilizzo degli hotel, però al momento non li stiamo utilizzando. Come spiegano i nostri... Abbiamo fatto un accordo con Federalberghi per questo.
Come spiegano gli epidemiologi del nostro comitato tecnico-scientifico il fatto che la curva del contagio scende ma i morti continuano ad aumentare? Ma guarda, faccio spiegare da buttaccino. Bene. No, nel senso che non è correlata perché i contagi sono un'istantanea. I contagi sono un'istantanea, nel senso che in base ai tamponi che si fanno, ma i contagi, vi dico sempre, non valutateli perché sono direttamente proporzionali anche al numero di tamponi, quindi non è un dato che ci serve molto. Il tema dei morti ha ragione quando pone la questione, se non altro rispetto al fatto che bisogna dire che i morti sono l'eredità di 2, 3, 4 settimane fa di ricoveri, per cui non sono il confronto temporale è sfasato, contiamo dei morti che hanno una storia temporale che è diversa da quella dei contagi, cioè non si incrociano le due, sono due elementi di lettura che non si incrociano. Ultima domanda, abbiamo notizie sull'esito della sperimentazione dei farmaci negli ospedali? No, guardate, noi abbiamo notizie, l'Avigan è arrivato, come sapete, venerdì scorso forse è arrivato a Verona, è andato a Padova e al Sacco di Milano. Ovviamente il fatto che noi abbiamo questa organizzazione territoriale incentiva di più anche questa sperimentazione, perché Avigan in teoria dovrebbe essere somministrato, da quel che si capisce, nelle prime fasi, e quindi il tema della somministrazione nella fase precoce lo gestisci soprattutto quando hai organizzazione della sanità territoriale in maniera solida come questa. Gli altri farmaci, c'è la sperimentazione per il farmaco, dicevo prima, contro il cancro alla prostata, che sta andando avanti, 130 pazienti verificati, abbiamo quello per l'artrite reumatoide che si somministra già in cocktail con altri farmaci, abbiamo l'antimalarico dove si fa anche la somministrazione a domicilio e entra sempre nel cocktail, abbiamo maturato esperienza per cui la polmonite interstiziale non è più il problema, o meglio è il problema, ma i clinici ci dicono che le trombosi nei polmoni sono il vero guaio, e quindi anche il tema di anticoagulanti, le terapie anche qui. Insomma, i cocktail di farmaci sembrano al momento la soluzione migliore in attesa di un vaccino, semmai arriverà. L'ultima non è una domanda, ma è quanto risposto dalla segreteria del Ministro dell'Istruzione a una mamma bassanese che chiedeva di riaprire le scuole. Ce la segnala Emanuele Borsato di TVA. Avrebbe risposto la segreteria del Ministro: aprire o chiudere le scuole non compete al Ministero, ma a prefetti, governatori e sindaci si rivolga a Zaia. Allora, guardi, non serve neanche aver... Scusate, non serve neanche aver studiato nulla per rispondere, perché quando un ministro o la sua segreteria, perché parla a nome del ministro, dice questo, è già una contraddizione in termini, perché dice che compete al prefetto. Il prefetto è il rappresentante del governo, cioè, quindi è un cane che si mangia la coda. Cioè, nel momento in cui scrive compete al prefetto, si auto smentisce mentre lo sta scrivendo. È come se io dicessi: non compete a me aprire una scuola, compete al mio assessore all'istruzione. Ma se sono io che do la delega all'istruzione, tanto è vero che i prefetti li nomina il governo, non li nominiamo noi. Infatti è il rappresentante del governo. Un collega che con la mascherina non riesco a incontrare. Andrea Berton, QDP News, volevo chiederle Presidente, questa doveva essere la prima stagione per l'Alta Marca Trevigiana, per il territorio riconosciuto patrimonio dell'UNESCO, di partire appunto con la stagione turistica. È previsto uno specifico piano della Regione Veneto per il turismo enogastronomico o collinare? Ieri ha parlato di quello ovviamente. Ma guardate, in generale è previsto, nel senso che l'industria turistica sta soffrendo. Ben venga questa domanda, è la prima industria in Veneto, 18 miliardi di fatturato, 70 milioni di presenze e siamo i primi in Italia, quindi la più grande macchina turistica in Italia è quella del Veneto. Migliaia di occupati, la sofferenza è grave, la situazione è grave e noi speriamo che si possa recuperare quantomeno quota parte della stagione estiva. Sento molti operatori che mi dicono: già se potessimo pensare di fare il pieno luglio e agosto, io penso che dobbiamo sperare e assolutamente lavorare perché questo accada. Ho parlato con l'assessore Caner anche ieri sera e stiamo predisponendo anche una campagna di promozione
rispetto anche a quei paesi che sono nostri, come si può dire, ormai familiari, cioè, i tedeschi che vengono qua vengono da una vita, per cui sono non ospiti graditi di più, e molti altri cittadini che insomma conoscono le nostre località. Penso che sia fondamentale per quanto riguarda l'enogastronomico e il patrimonio dell'umanità, come nel caso del Prosecco. Ovviamente si va anche lì a promuovere. Lì vi ricordo che c'è poi l'associazione che è stata fondata, e quindi ovviamente l'associazione anche dei finanziamenti, e vedremo di capire cosa deciderà di fare. Certo che c'è stata una battuta d'arresto, cioè, diciamo, la rincorsa era buona, ma alla fine ci hanno detto che la gara era stata rinviata. Se non c'è altro, poi passiamo la parola. Sì, volevo chiederle solamente se lei teme quello che potrebbe capitare il 4 maggio, nel senso che si vede, c'è gente che è a casa dalla fine di febbraio, che sta contando i giorni per questa scadenza, se ci sia il pericolo di un, appunto, di un rilassamento generale da questo punto di vista. Guardate, cioè... E un'altra cosa volevo chiederle, ma forse c'entra più col modello matematico di Bottacine, perché comunque i positivi continuano a crescere, seppure in maniera molto minore, e si tratta di gente che ha contratto il coronavirus in una situazione di lockdown totale 2 settimane fa. Da questo punto di vista è stato ravvisato dove l'abbiano preso, insomma, se ci siano appunto delle cose particolarmente pericolose. Guardate che molti positivi vengono fuori dalle campagne di tamponi che abbiamo fatto e stiamo facendo nell'RSA tra gli operatori. Non sono onestamente dati che ci vengono fuori da popolazione, come si può dire, in lockdown, cioè o sono tamponi di contatti di un positivo, che so, un familiare che si ammala fa i tamponi agli altri familiari e trovi delle positività, ma in gran parte in questa fase, ve lo posso certificare, stiamo parlando di RSA, quindi case di riposo e altre. Considerate che noi stiamo tamponando in questa fase ancora i servizi delle cure primarie delle ASL in alcuni casi, e si è iniziato a tamponare i farmacisti. Capite che sono sempre categorie esposte, e per cui voi vedetela così, non è una coda di popolazione indistinta, no? Normale, stiamo parlando di focus, in alcuni casi purtroppo di focolai, quelle delle case di riposo. Posso solo una piccola considerazione al volo proprio? Poi chiudiamo, ragazzi. Grazie. Sì, c'era Lanzarini. Volevo solo capire, è impeccabile l'impegno della sanità del Veneto, è ormai davanti a tutti, addirittura oggi arriva da Schiavonia, insomma è stato eseguito un impianto di pacemaker in un paziente con polmonite da Covid, cioè da coronavirus. Però volevo capire, c'è un altro settore, un altro mondo, e cioè la protezione civile. Sembra un po' ruffiana come domanda proprio oggi qui ospiti. Se è possibile tirare un po' insomma le somme, anche se presto, cosa è mancato o tutto effettivamente ha funzionato, si può sempre fare di più? Vi siete anche un po' confrontati su questo? 60.000 prestazioni finora sono state elargite alla popolazione. Sì, magari dopo lascio l'assessore Bottacini e ne parla lui, trovo più corretto questo. Grazie Presidente. Va bene, grazie. Buon lavoro ragazzi. L'assessore Lanzarini vi deve parlare delle USC e dei vaccini come premesso dal Presidente, ma è rimasta, come si dice, pending la domanda della collega Pederiva, così chiudiamo l'argomento scuole. Chiedeva all'assessore Lanzarini, la collega Pederiva del Gazzettino, pensate che, visto che oggi ne parlate con la FISM, possa essere accolto il loro progetto per centri estivi in sicurezza per la fascia 0-6? Ah, ma noi sì, noi lo abbiamo detto noi, per cui... Poi devo dire ai colleghi che naturalmente, come detto dal Presidente, vi daremo la lettera. Sì, la lettera di Conte ve la faccio avere dopo. Considerate che deve essere 2 o 3 giorni fa, adesso non ricordo la data, ma c'è, insomma, è ufficiale. Grazie. Prego, Assessore. Buon lavoro. Allora, intanto oggi ci incontriamo, quindi chiudiamo il capitolo scuole, scuole e servizi educativi 06, perché oggi l'incontro in videoconferenza che io ho appunto organizzato è con la prevenzione, quindi il Dipartimento di Prevenzione, la dottoressa Russo, la FISM, l'ANCI, i comuni, l'ufficio scolastico e anche i pediatri
teatri di libera scelta, proprio per fare un focus sul segmento 06, quindi asili nidi e scuole per l'infanzia paritarie, che sono la maggior parte in Veneto, e capire proprio anche su sollecitazione anche da parte loro rispetto a proposte o comunque modalità che potrebbero essere attivate dal 4 in poi, proprio per andare incontro al fatto che se i genitori tornano e quindi si ritorna al lavoro, sicuramente dobbiamo nella conciliazione dei tempi di lavoro dare delle indicazioni e delle soluzioni, e quindi proveremo a mettere insieme un po' la parte chiaramente di prevenzione sanitaria, di assistenza, con quella che può essere poi l'organizzazione da mettere in campo. È chiaro che questo, io credo, potrebbe essere anche un buon campo d'azione per capire, rispetto alle tante domande che abbiamo, dei campi estivi, dei centri estivi, anche se poi riguardano altre età, ma potrebbe sicuramente servirci anche poi come appunto ragionamento rispetto a quei servizi che di solito in estate c'erano. Quindi questo, insomma, poi comunque vi daremo eventualmente il pomeriggio, insomma, dopo l'incontro, anche se emerge qualcosa, un comunicato, delle informazioni, insomma, su questo. Dell'incontro. E questo per quanto riguarda appunto il discorso appunto servizi prima infanzia. Le due informazioni sono quelle sulla campagna che noi stiamo attivando e mettendo in campo rispetto al vaccino anti-influenzale e anti-pneumococco. Voi sapete che ogni anno c'è la campagna appunto per l'antinfluenzale in primis e poi anche l'antipneumococco che viene dato in maniera attiva a tutti gli over 65. Noi abbiamo chiesto come prevenzione a tutte le aziende sanitarie di darci il loro fabbisogno per partire quindi con l'acquisto di questi vaccini e poi chiaramente iniziare con una campagna di sensibilizzazione, informazione a tutta la popolazione, quindi agli over 65 in primis, che sono le categorie insomma che sono chiamate, ma anche a tutta la filiera sanitaria, le categorie tra virgolette più sensibili, quindi tutto il mondo della sanità, che non è solo la sanità ospedaliera ma anche la sanità territoriale, quindi anche le strutture, gli operatori delle strutture per anziani, insomma tutto il mondo della sanità, proprio invitandoli a questa vaccinazione, insomma. Non rendendolo obbligatorio, l'ha già detto il Presidente, ma sicuramente agendo con una forte campagna di informazione e sensibilizzazione rispetto a questo e anche già approvvigionandoci con le dosi insomma utili per affrontare poi la richiesta che ci sarà a settembre. Per quanto riguarda invece le USCA, ne abbiamo parlato una settimana fa, forse adesso non ricordo, voi sapete che sono state costituite queste tramite il PCM, le USCA, unità speciali di continuità assistenziale. Il DPCM prevede che si crei una USCA ogni 50.000 abitanti, quindi se noi facciamo un rapporto rispetto agli abitanti del Veneto sarebbero 97 USCA, però chiaramente poi devono essere calate in base alla distanza chilometrica che queste USCA, queste unità insomma devono percorrere e al numero di pazienti che sono assistiti. È stato fatto un bando, un avviso per recuperare il personale. Hanno risposto a questo avviso 462 persone che sono divisi tra medici di continuità assistenziale 117, corsisti della scuola di medicina generale del Veneto 41, laureati abilitati 304, perché era prevista anche questa fattispecie. Ad oggi le aziende sanitarie hanno costituito, quindi in maniera formale, 39 USCA, quindi ci sono 39 USCA attive in tutto il territorio veneto, che seguono 1798 pazienti Covid, che sono i pazienti quindi che sono a domicilio. Le attività che maggiormente fanno le USCA sono per il 77% triage e quindi danno informazioni telefoniche e di consulenza di questo tipo. Il 62% attività a domicilio, quindi vanno a visitare i pazienti a domicilio, 31% la somministrazione di farmaci, i farmaci che prima ricordava il Presidente che sono quelli che sono possibili a domicilio, e poi per un 59% fanno anche altre attività, tra cui c'è l'esecuzione dei tamponi a domicilio, quindi vanno anche a domicilio per persone più anziane, insomma, eseguire i tamponi, oppure sono andati all'interno dei centri servizi per anziani e tuttora continuano ad andare all'interno dei centri servizi per anziani per fare consulenza, assistenza
affiancati agli equip che si sono formate in ogni singola azienda specialistica che va all'interno dei centri per anziani. Comunque poi vediamo uno schema su questo, quindi avete anche i numeri. Grazie. Domande? Se no passo all'assessore democrazia, collega Rutello Nuovo. Buongiorno Assessore, come vede la eventuale riapertura degli asili, magari non una sua idea? Poi ci sarà l'incontro oggi pomeriggio. Ma oggi sarà un incontro in cui metteremo insieme un po' tutte le posizioni, quindi mediche, di prevenzione, scientifiche e anche di disponibilità. Ho letto anch'io stamattina in un articolo appunto che la FISMA pensa a delle riaperture legate non più al sistema educativo, perché se il sistema educativo compete al Ministero e sappiamo insomma che c'è la chiusura prevista fino a settembre e quant'altro, ma come appunto dei momenti ricreativi, ludici, con gruppetti più piccoli e anche con la disponibilità, ho letto sempre stamattina, insomma anche dell'apertura durante il mese di agosto. È chiaro che ci dovranno essere, se così sarà, insomma tutta una serie di regolamentazioni, di verifiche, le misure che conosciamo, insomma le non aggregazioni, quindi i gruppetti più piccoli eccetera, ma oggi credo che l'incontro di oggi sarà un confronto proprio per capire la disponibilità e anche dall'altra parte con la parte sanitaria, insomma cosa possiamo anche noi insomma rispetto a delle iniziative insomma dare delle diciamo indicazioni rispetto a questo. Quindi la vostra idea è quella di partire dalle 4 se ce la fate? Adesso allora è difficile dirlo perché poi bisogna capire la disponibilità. Certo. Disponibilità e sì, tutte queste parti che oggi vi ho appena citato e che oggi insomma cercheranno di avere un confronto tra di loro troveranno una sintesi. E ha qualche numero? Cioè, perché so che ovviamente date dei contributi alle scuole paritarie, No, cioè noi, allora, il numero di utenza di no, bambini teorici interessati al di là questo ve li possiamo dare, adesso non me li ricordo a memoria, ma ve li possiamo dare. Questo è l'attività per l'incontro di oggi, l'attività per pensare alla ripresa. Nel frattempo voi sapete che comunque le attività che sono in itinere anche al Consiglio regionale, che domani è riconvocato con la variazione di bilancio, abbiamo cercato di incrementare tutti gli stanziamenti rispetto alle scuole materne, al sistema 06, perché sappiamo che in questo tempo di chiusura molte che hanno anche una gestione parrocchiale o comunque insomma con le difficoltà che ci sono vanno supportate, quindi abbiamo incrementato i fondi proprio nella variazione di bilancio rispetto ai 31 milioni che sono nel bilancio regionale, abbiamo messo altri 5 milioni in più per appunto il segmento 06. Stiamo con l'assessore Donazzana anche cercando di trovare una soluzione, mi sembra che sia stata trovata rispetto alle IPA, stiamo parlando IPA pubbliche servizi per infanzia, in cui non essendo appunto inserite negli altri sistemi non possono accedere alla cassa integrazione, quindi pensando a uno strumento di ammortizzatore per questo segmento perché oggi non potevano accedere a quelli che sono i filoni tradizionali. Stiamo ragionando un po' su interventi intanto di supporto alle strutture. L'incontro di oggi invece vuole andare un po' oltre anche per capire se si riesce invece a far riaprire sotto altra veste, sotto altro modo, con tutte le cautele e le misure necessarie e imprescindibili, queste strutture che diventerebbero insomma importanti proprio nella conciliazione dei tempi di lavoro anche in previsione della riapertura. Ecco, scusi se posso ancora, per quanto riguarda invece la campagna per i vaccini, una volta che avete notificato il partigiano teorico, cioè so che il Consiglio regionale, almeno ho partecipato ad altre videoconferenze, ci sono partiti che invece chiedono alla Regione di avere come dire, più coraggio coercitivo, ecco, voi invece continuate sulla linea della vaccinazione volontaria. Ripeto, io penso che la paura sia tale che probabilmente ripeto, l'ha detto anche il Presidente, sì, certo. Noi comunque abbiamo un sistema che oggi anche con le ultime iniziative che abbiamo fatto insomma, rispetto alla promozione e sensibilizzazione insomma, ha dato degli ottimi risultati, per cui insomma questa è la linea che noi intendiamo portare avanti. È chiaro che faremo una promozione, una sensibilizzazione massiccia con i canali, anche i canali insomma, che sono previsti e quant'altro. Questa è la nostra linea. Scusate ragazzi, si raggiunge al 95%, cioè non fare, se non ricordo male, no? Dando i dati che ci date, questi dati sono stati acquisiti per come vanno bene. Sono acquisiti rispetto ai vaccini, sì. Rispetto alla popolazione minore, certo. Quindi questi sì, sulla popolazione minore sì, qui stiamo parlando di vaccini anti-influenzali over 65, un'altra cosa. Ecco, volevo capire
stabilire a che soglia eravamo riferito a queste fasce d'età, ovviamente qui si tratta di una profilassi completamente nuova, ce ne rendiamo conto, insomma. Certo. Scusate ragazzi, ma l'assessore Bottacini, come sapete, deve andare a Schiavonia dove c'è la presentazione, quindi farei un cambio al volo. Assessore, se ho capito bene, i colleghi volevano qualche dato sull'attività svolta in questi 2 mesi dalla protezione civile a volo. Prima anche sul modello matematico, visto che è stato chiesto. Sì, allora, la curva dei morti non potrà mai ovviamente scendere, questo è un dato oggettivo, no? Non è che si può purtroppo tornare in vita. Quindi la curva dei decessi parte da 0, sale e poi dopo un certo punto diventerà orizzontale, andrà verso tecnicamente un assintoto orizzontale e non ci saranno più decessi. Ma questo sarà abbastanza, pur essendo sfalsato, come diceva il Presidente, collegato a quanto caleranno i posti occupati in terapia intensiva e negli altri reparti. Non siamo mica ancora a 0 con le terapie intensive, abbiamo più che dimezzato, ma abbiamo 140 persone ad oggi in terapia intensiva, quindi invito a guardare questo dato e anche quello dei positivi, no? Non so se nessuno se ne è reso conto, ma in una settimana abbiamo dimezzato gli isolamenti domiciliari. Siamo sotto i 10.000, no? E quello è il dato da guardare, perché quel dato evidenzia come si vada a fare i tamponi in maniera sempre più mirata. È uno degli strumenti che abbiamo adottato fin dall'inizio, no? Prima che poi dopo il professor Crisanti ha, come dire, proseguito nell'indicazione. Cioè andare a rincorrere la malattia. E quindi più la rincorri, più riesci a isolare persone. È come dire, se gli americani ogni volta che mettono in isolamento che io metto in isolamento domiciliare un positivo, è come per gli americani prendere un Viet Cong e metterlo isolato, no? Chiudo un fronte e noi ne abbiamo chiusi tantissimi, no? Più di 20.000 per un periodo, e adesso si sta riducendo quel dato perché abbiamo interrotto vari fronti, quindi il famoso R0 di cui tanti parlano si sta andando in quella direzione là, cioè si riducono le possibilità di contagio. Quello è il dato da guardare in questo momento, più che il dato dei tamponi che sono sempre più mirati, e quindi ovviamente qualcuno fa ma io guardo il numero di tamponi rispetto agli abitanti, cioè non sono dati significativi. Poi dopo non voglio entrare troppo nell'aspetto tecnico, però sottolineo, e qui rispondo alla seconda domanda, come entra la protezione civile su questa fase. La protezione civile, il sistema di protezione civile comprende tutto, comprende qualsiasi tipo di emergenza, qualsiasi tipo di scenario, e ancora una volta abbiamo adottato quello che si adotta o si dovrebbe adottare in materia di protezione civile, modelli matematici o modelli comunque per prevedere il futuro, per capire dove si sta andando e adottare misure correttive. Faccio presente che anche tutto il mondo scientifico fa parte del sistema della protezione civile, quindi il mondo delle università, il mondo degli scienziati, tutti quanti fanno parte di questo modello. Noi in Veneto l'abbiamo adottato in pieno, no? Penso di essere l'unico assessore regionale sempre presente sul campo su questa questione, e questo lo si ritrova poi, e ringrazio per la domanda, però poi scrivetelo, perché non c'è dubbio che gli eroi siano quelli in trincea, e quindi i medici, gli infermieri, gli OS eccetera, però una guerra si vince anche con i battaglioni logistici, quelli che stanno appena dietro, e i battaglioni logistici di questa emergenza è stata la protezione civile, che ha lavorato per più di 500.000 di ore regalate, e hanno una caratteristica che altri non hanno, e cioè che lo fanno gratis, lo ripeto, lo fanno gratis. Sono fra i tamponi mirati perché sono categorie ovviamente esposte, perché sono andati casa per casa a consegnare le mascherine, perché sono tutte le persone che hanno assicurato il trasporto di tutto il materiale sanitario da e verso gli ospedali, le case di riposo e le case di ogni singolo cittadino. Sono quelli che con le varie competenze si spendono, anche costruendo un ospedale di cui non si sa nulla, nel senso che quell'ospedale, ringraziamo il Qatar che ce l'ha donato, però stiamo stilando anche tutti i manuali per la costruzione di quell'ospedale, per essere rapidi in una situazione emergenziale. Vorrei ricordare che hanno nel totale, come dire, silenzio, riaperto 5 ex ospedali in una settimana, che non vuol dire fare le pulizie, vuol dire ripristinare gli impianti dei gas medicali, vuol dire ripristinare gli impianti elettrici, vuol dire ripristinare gli impianti termici, vuol dire ripristinare gli ascensori, eccetera. In Veneto abbiamo 493
493 organizzazioni di protezione civile che sono scese in campo tutte, ognuno per la sua competenza, a volte anche suo malgrado. Penso al soccorso alpino che è dovuto andare a scorrere persone che non dovevano essere lì, perché se c'è il lockdown non dovevano essere lì, ma lo hanno fatto. E queste organizzazioni hanno, attraverso più di 8.000 volontari, regalato 65.000 ad oggi giornate uomo. Abbiamo oltre 2.000 volontari sul campo anche oggi. Oggi pomeriggio sarò a Schiavonia, lì abbiamo alcune decine di volontari, ma vorrei ricordare anche tutti gli altri, sono 493. Poi mi rendo conto che se ne cito una, no, poi dopo gli altri giustamente dicono ma ci siamo anche noi. Quindi il problema che io riscontro, quindi arrivo alla domanda, è quello che riscontro sempre. Io ho la difficoltà che non hanno i miei colleghi spesso, e cioè che devo tenerli buoni perché tutti vorrebbero essere a disposizione e partire. Questo succede quando ci sono le calamità naturali in altre regioni, dove veniamo tempestati in sala operativa da tutti i gruppi che vogliono partire, e ce l'abbiamo anche in questa fase. Anch'io voglio costruire l'ospedale da campo, anch'io voglio sistemare l'ospedale D, anch'io voglio essere partecipe D. E quindi ancora una volta si dimostra che fortunatamente il nostro sistema di protezione civile funziona. Lo ha detto anche Mattarella quando è venuto a Belluno il 12 marzo dell'anno scorso. La protezione civile del Veneto ha dato una lezione a tutta l'Italia, e io voglio dire, sono, come dire, quello che ci mette la faccia, ma dietro ci sono loro, e ripeto, sono i battaglioni logistici quelli che hanno garantito tutto e garantiscono tuttora. Vi invito anche a passare al magazzino che abbiamo a Padova giorno e notte e vedere il movimento di materiale che c'è ogni singolo giorno. Quindi sono i battaglioni logistici che garantiscono gli approvvigionamenti necessari in così breve tempo per fronteggiare questa emergenza a tutti quelli che sono in trincea, e ripeto, lo fanno a titolo gratuito. Quindi insomma mi piace la domanda, perché mi piace anche dare la possibilità di ricordare di loro. Ripeto, nulla toglie a tutto il mondo sanitario, però insomma tutte queste persone che lasciano a casa famiglie, figli, bambini, nipoti, nonni, zii, e salgono in macchina e vanno a dare una mano agli altri a titolo gratuito, penso che meritino tutto il massimo del rispetto e anche dell'ammirazione. Io la penso così. Grazie. Colleghi, oggi abbiamo finito, ci vediamo domani. Si conclude così la conferenza stampa di Luca Zaia, Presidente Veneto prima, poi Manuela Lanzarin, assessore regionale alla sanità, e Giampaolo Bottacin, assessore regionale alla protezione civile. Noi ora facciamo una breve pausa, poi torniamo con la nostra informazione. State con noi.